Adesso siamo molto contenti perché vi presentiamo un'amica di Uno Mattina, è una bravissima cantante, una delle più belle voci di Napoli al femminile, Consilia Licciardi, eccola qui, buongiorno, benvenuta, amica di Uno Mattina perché... Sentirete che voce ha Consilia, mi raccomando, statela a sentire. Una delle amiche di Uno Mattina, dicevo, perché ha presentato il suo disco Reginella qui a Uno Mattina nel 1990 sì. E noi ti abbiamo portato fortuna, vero, certo, Consilia? Come no? Ecco. Questo volevamo. Allora, certo. Consilia ha iniziato con la canzone napoletana più tradizionale. Con la canzone classica, ho cantato con Roberto Murolo, ho fatto tante cose. Poi ho cantato con Roberto Murolo, ho fatto il primo disco, Una voce e una chitarra, dopo tanti anni che Murolo l'ha registrato, e infatti ho partecipato nel suo disco in 4 brani come ospite. E poi adesso ho fatto questo disco che si chiama Alma Latina. Sì, e stai un po'... cambiando il genere? Sì, come... è un genere etnico. Poi comunque di respiro mediterraneo, appunto ci sono delle sonorità molto particolari di tutti i posti del bacino. E in questo si sta arricchendo, certo, il tuo genere in musicale. questo disco ha partecipato come ospite André Reyes dei Gypsy Kings, quindi i Gypsy Kings storico, Gypsy King. E ha cantato appunto Alma Latina e addirittura un brano in napoletano inedito con me che si chiama Mistero Antico, molto bravi. E poi hai fatto un tuo ultimo LP. Sì, sì, appunto con la contaminazione di questi popoli, di questi nuovi... Gypsy King ha anche un po' di rock, o no? No, per la verità non ci azzecca proprio nulla, no. Come si dice a Napoli, non ci azzecca no, comunque niente. È un progetto realizzato dalla mia casa discografica, la Flying Records. Bene, senti, che cosa ci fai ascoltare a Uno Mattina? Mare. Guarda, così facciamo per Consilia, eh? Sì. Acqua e Mare. Ne ho bisogno. Acqua e Mare, Consilia Licciardi e il suo gruppo. Ciao Prego, Silvia. attenti a questa voce, sentite questa voce.
dove vi ha portato, a me mi ha portato in paesi lontani, questa splendida voce, anche un po' arabeggiante, qualcosa di arabo. C'è uno studio proprio su... poi noi siamo stati contaminati da tanti popoli, appunto abbiamo avuto queste dominazioni. Ascoltare le tue canzoni e fare un bellissimo Spagna, viaggio. Francia. Senti, consiglia, allora il nome di questo disco per poterti riascoltare? Alma Latina. Alma Latina. C'è appunto la partecipazione dei Gypsy Kings. Bene, consiglia Ricciardi, un nome da ricordare. Grazie. Grazie a te, ciao.